Veneto vogliamo lasciare alle future generazioni. Prego. Quindi sono passati 8 mesi e questa signora invalida, che vive sola, non ha una carrozzina con la quale poterla trasportare. Allora, se l'impiego dei soldi della sanità consistono solo nel fare piste degli elicotteri sopraelevate e poi si toglie un servizio al cittadino che ne ha bisogno. Io sono affinché al Veneto vengano concesse più prerogative, avviando un percorso di confronto serio con tutto il governo. Comunità come priorità per dare la sua disponibilità al voto è più incline a darlo a chi si fa sentire. Grazie di aver pensato a questo giro dei comuni del Veneto e quindi essere anche qui a Ponte San Nicolò. Allora la cosa più importante, dottoressa, è che nel suo programma l'idrovia. Questa è, credo, la necessità principale che dà sicurezza e serenità alle nostre famiglie. Grazie. Facciamo l'idrovia, non sì, ti preoccupare, no. la facciamo. Lei è la mia età, giovanissimo quindi. Fammi sognare, ecco, qual è il cambio di passo rispetto alla Lega Nord? Qui ad esempio vedo delle facce amiche, non credo che Zaia direbbe la stessa cosa, insomma. Il cambiamento lo vorranno tutti i veneti. È un atteggiamento a mio avviso molto umile, molto costruttivo, no? Raccogliere da noi tutti i suggerimenti, dei consigli e perché no anche delle critiche. Tutto quello che voi avete visto fin qua non è niente rispetto ai fuochi d'artificio che noi metteremo in campo da aprile in avanti.